Social Podcast di Unica Radio, io sono Anna Ferreri e oggi abbiamo come ospiti i secondi classificati del Paoli Contest 2014, la manifestazione organizzata dal Comune di Monserrato per le band emergenti che si è tenuta proprio a Monserrato il 19 durante le serate del 19 e 20 settembre. Io sono al telefono con Davide Farro. Ciao Davide. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora Davide, quindi secondi classificati, come ci si sente ad arrivare secondi? Allora, ci si sente molto bene, soprattutto perché era il nostro esordio su un palco come gruppo, quindi questo forse rende ancora più bello comunque questo secondo posto. Ecco, vi aspettavate di arrivare secondi? Ma abbiamo partecipato al concorso più che altro per divertirci e per metterci alla prova su un vero palco, diciamo. Non puntavamo né alla vittoria nel podio né niente, proprio abbiamo partecipato così per divertirci e far divertire. Poi il secondo posto è arrivato e ovviamente siamo molto contenti di questo, però siamo ancora più contenti di aver fatto divertire le persone. Senz'altro i vostri pezzi sono nati anche un po' per far divertire. Voi nascete nel 2013, siete una band di Quartu, giusto? Quartu Sant'Elena. Sì, siamo sparsi un po' in tutto il Cagliaritano, diciamo. Ecco, e infatti i testi delle vostre canzoni sono abbastanza originali, no? La particolarità è proprio quella di cantare e suonare dei brani inediti legati al dialetto cagliaritano. Sì, abbiamo deciso inoltre di fare questa scelta di cantare solo in sardo per riportare un pochino anche agli origini della nostra lingua ciò che scriviamo, cioè i nostri testi, perché ormai la lingua sarda viene vista come, soprattutto dai giovani, dai nuovi giovani, diciamo, viene vista come una lingua di pastori, quindi non viene più considerata come una volta e non viene più considerata invece come dovrebbe, che dovrebbe essere il nostro punto di orgoglio, la nostra lingua, e quindi anche per questo abbiamo deciso di fare testi in sardo. Parlando proprio dei due testi che voi avete portato, delle due pezzi che avete portato al contest, magari per chi non c'era, racconta un po' che cosa avete portato in scena. Allora, abbiamo portato due pezzi, uno dal titolo Figu Murisca appunto, mi viene da sorridere, sì. Perché ti chiederei di cantarmene anche un pezzo. Come? Ti chiederei anche di cantarmene un pezzo. Di cantartene un pezzo, allora. Così a cappella. Allora, ti canto la parte iniziale, diciamo, questo non me l'aspettavo, mi ha preso di sorpresa. Dai. Ciao, femmu camminandia entro un campo de figo murisca, con cabascia e mano in bucciacca, dovrò più adrassa de gentilosca. E poi continua, racconta tutta la storia, diciamo. Sei andato bene, questo per far vedere che sei anche intonato, non hai cantato in playback. Ah no, per quello no. Poi sull'intonazione è un discorso a parte, ma quello potremmo aprire un capitolo lungo 1,5 chilometri, quindi. Ok, quindi e poi l'altro testo era. L'altro pezzo è I Gianni. Ehi Gianni, mi ricordavo bene. Esatto. Gianni, cioè Ehi Gianni parla di Gianni, appunto, che ritrova un suo vecchio amico Mario, da cui nasce poi un susseguirsi di vicende molto divertenti che vedono protagonisti questi due signori che. Ma personaggi inventati, Davide, o insomma? Sì, sono personaggi inventati. Poi per quello prendiamo sempre ispirazione dal niente, diciamo, o magari da barzellette per i nostri testi. In questo caso particolare è una storia completamente inventata. Va bene. Ascolta Davide, i vostri progetti futuri? I nostri progetti futuri penso che siano comuni al 90% delle band nel mondo, ovvero crescere, continuare a far divertire il pubblico, far aumentare anche il pubblico per le nostre serate, perché più gente c'è meglio è, diciamo. Certo. È sempre meglio per noi e sicuramente anche per qualche ragazzo che si vuole fare una risata in più. Certo, Davide, ti ringrazio, ringrazio anche tutta il resto della band. Grazie mille, ricambiamo i complimenti per la vostra trasmissione. Grazie, ciao Davide. Ciao. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.